Pronto Presidente? Su Pep. Sì, veloce, faccio veloce, lo so che avete che fare, che c'è una guerra un po' a fuoco. Ah, state facendo il Consiglio dei Ministri? Quindi ci sono tutti i ministri in paranza? E li potete accucciare così faccio una via due servizi e parlo con tutti quanti? Mettete a viva voce. Salve ministri, salve governo italiano, su Pep. Allora, volevo chiedere un'informazione dall'alto della mia profonda ignoranza sulla questione flottiglia. Allora, io vi dico la verità, io pensavo che era una monnezza recente, perché avevo sentito che voi ce l'avevate, eravate ostinati nei confronti di questa flottiglia. Poi mi sono andato ad aggiornare, diciamo, a informare e ho saputo che invece queste flottiglie sono queste navi che portano aiuti umanitari, è una missione di pace. E là si sono incominciati a bruciare le cervelle. Ho detto, scusate, la pace è sempre stata una cosa buona, cioè non è sindacabile, cioè la pace, quando uno dice uno ha fatto pace con chi l'altro, dice, cioè perché voi ce l'avete con la pace? Perché state in panna? Non è una missione di Capatemmocca, ma una missione di strascino che alla avevate ragione, ma funiaci sono che chi sei tu, o chi si care, cioè, detto da me voi, io ero convinto che la missione di pace la stavate facendo proprio voi del governo. Come sono sensibile, come sono belli i governanti italiani che hanno capito che quello non hanno bisogno e stiamo facendo la missione. Invece poi ho saputo che sono gli attivisti e quindi chi oltre a fare quello che avessero a fare uno, mi rompito un cazzo. E sì, ho capito, a maggior ragione la pace è importante perché là si parla anche di bambini, no? Come ministro devo definire che cos'è un bambino. Cioè, sa definire. Cioè, i bambini sono i creature sono tutti uguali. Vi dico una cosa che vi spiacerà, ministro, anche voi siete stato un bambino. Mica siete nato ministro. Cioè, dobbiamo ratificare la legge che mamma deve fare. Il problema è un altro. Scusate, poi io sono ignorante. Che i nostri alleati sono quegli altri. Vabbè, non c'entra niente, scusate. Cioè, pure io sono alleato con mia sorella, perché papà ha sempre detto, dovete essere alleati, voi siete lo stesso sangue. Però se mia sorella sbaglia, io dico, siamo lo stesso sangue, ma in due sangue chi? Cioè, io faccio un passo indietro, no? Allora, il problema vero, secondo me, sapete qual è? È che voi politici, da quando diventate politici, ragionate sempre solo con la testa, con gli interessi, e non ragionate più col cuore, che sembra una banalità, però è tutto cosa, è illuminante secondo me, perché se voi scavate, no? Io penso che scavano, o cuore lo trovate, e ragionate con quello, cambia tutta la prospettiva, cambia il filtro, il punto di vista con il quale guardate la vita, no? E secondo me succede la rivoluzione. Provateci, hanno fatto tante associate, nel senso buono, provate a fare pure questo, quarto d'ora mettetevi offline e ragionate col cuore. Secondo me è sciamacci, succederà la rivoluzione veramente. Che come diceva l'illustre filosofo napoletano di Giuliano Domenico Dani, diceva che voi malamente non siete. Vabbè, sentitevi la canzone, offline.